ognuno usa 14 luglio. In 1789, non faceva che 20 anni che l'ordine coloniale aveva forzato a nazione corsa. In Ponte Nuovo, Ugoro porterà sempre l'impronta di quegli corsi che ci hanno lasciato la vita. Un popolo che si scorda della sua storia è pronto a morire. Oggi siamo qui per lanciare una fiamma alla comunità. Di petto a un sprofondamento culturale, morale e economico non ci fermerà che la tradizione. La tradizione è ciò che ci ferma quando se ne va tutto a caderno. Chi dia tradizione? La tradizione è tutto ciò che fa onore alla vita. Tradizione vuole dire fertilità. Tradizione vuole dire famiglia. Tradizione vuole dire comunità. Un popolo che vuole campare davvero deve pensare alla bene. E la bene sono i zidelli. Un popolo che un po' più campare troverà sempre scuse per un fa zidelli. E oggi le scuse si ne spaglie miracoli. Indipendenza senza natalità e fontana senza acqua. A chi campa sperando muore cagando e i tempi straziati non l'abbiamo anche travancato. È giunta l'ora di essere forti. Quando se ne va tutto a male, non c'è più piazza per tutte le scrucconerie ideologiche moderne che ci portano violenza e morte. Siamo cerca, ogni popolo che vuole campare vuole far crescere la sua potenza. La sopravvita di un popolo corso un bene mica di sua vittoria contro gli invasori. Troppo giugo non era mica abbastanza forte per far fronte. La sua potenza, i corsi l'hanno trovato in della solidarietà nostrale. È così che la salvezza di un popolo corso è stata assicurata, e pure la sopranata coloniale, che la fosse genovese, francese o tant'altre. E per questo, con Giovanunda, gli piange per una riconoscenza che non accadrà mai. Lo Stato coloniale francese, un atto morale che dipende dalla sua forza. I corsi non hanno mai sofferto di una voglia d'amante ad essere amati. C'è sempre bastato ad essere temuti. Di petto a un'invasione e un tramonto che non si può acconciare. La nostra potenza sarà la comunità. Oggi più che mai ci tocca fare zidelli e sta uniti. Siamo a leia tra il passato e la bene, e un popolo che si scorda della sua razza è pronto a morire. Razza antica di paese, se a moda di dare l'assalto, piglieremo e dobratese. Avevamo un paese, di la Corsica, avevamo un popolo, ci tocca innacquarlo di fratellanza, senza scordarsi che un popolo armato e unito non sarà mai vinto. Tanto che Dio ne ia a chi non ne ha, che a noi non ci possa mai mancare, qualche santo pregherà. Il n'y aura pas de nationalisme du futur sans militants du futur. Aujourd'hui, le colonialisme, c'est aussi l'idéologie qui veut détruire les identités ethniques et le modèle de société traditionnel. Un militant ne peut réellement être au service de son peuple s'il croit bien faire en reprenant à son compte l'idéologie de l'État colonial. L'indépendance est un horizon, un idéal, qui nous rappelle que nous sommes et ne seront jamais français. Mais l'enjeu actuel réside dans le fait de renforcer notre communauté face à l'invasion démographique et le changement de mentalité qui l'accompagne. Il suffit de regarder la situation en France pour comprendre que l'avenir sera communautaire. Les années à venir risquent d'être très intenses pour tous ceux qui ne disposent pas d'aucune solidarité naturelle. Nos compatriotes de la diaspora, bien que relativement solidaires, ne devraient pas attendre que tous les astres soient alignés pour faire leur retour sur leur terre.
ce contexte chaotique qui s'annonce, le destin de la Corse sera d'être un bastion de résistance européenne mené par les Corses. L'intégration est une obsession française. Les choses se font naturellement ou ne se font pas. Et il est inutile de forcer à rapprocher ce qui a vocation à se séparer. On ne lutte pas contre la colonisation de peuplement en faisant de l'antiracisme. Discriminer est naturel, discriminer c'est choisir. Choisir, c'est être libre de préférer. Un peuple colonisé se réserve le droit de préférer les siens. Lui interdire, c'est l'empêcher d'être libre. Aimer profondément son peuple, savoir à quoi il ressemble et à quoi il ne ressemble pas, telle est la base du vrai militantisme et de la solidarité communautaire. Aimer et préférer les siens ne veut pas dire marcher sur les autres, mais puisque l'État français nous marche dessus, il est du devoir de notre peuple de rappeler qu'il est le premier peuple de droit sur la terre de Corse. Pour les militants de demain, la communauté dépassera les enjeux électoraux et l'identité comptera plus que les partis politiques. En cette période d'invasion, notre langue est un bouclier qui marque notre différence. Les militants continueront à veiller à ce que notre pays ne ressemble pas à la France. Militant d'aujourd'hui, militant de demain, c'est tout simplement être un militant du quotidien. La femme et l'homme corse, enracinés, proches de leur famille et de leurs amis, dans l'esprit de ce qu'ont été nos ancêtres. Si le progrès nous a donné l'illusion que l'on pouvait se passer de sa famille et de sa communauté, les temps difficiles à venir nous donneront l'occasion de les retrouver. C'est de cela dont nous avons besoin aujourd'hui. Le reste, en l'état actuel des choses, n'est que littérature.